lo strozzino. Ci sono momenti che l'attività va bene, poi per colpa della crisi comincia a perdere terreno, comincia a mancare lo travaglio, le sorde, e ti sfernici come pagare le tasse, le stipendi ai dipendenti. Le banche ti chiudono la porta, c'è crisi, ti dice lo direttore. Lo comune non ti paga se non ci porti lo turco regolare. Ma si sa, per essere in regola le tasse la pagare, se no non puoi esigere e manco travagliare. Allora domanda un prestito a un amico, non ci sono problemi, lo ti dice. Ma poi non si fa sentire più e manco si fa vivere. Pensi di vendere la casa e la macchina, ma ti accorgi che sono pignorate. Poi uno ti dice, ci penso io, un amico ti può prestare, e caren da ridere strozzine. Giorno dopo giorno aumentano l'interesse, ogni rata supera tutto lo prestito. Pensi di ammazzarti, poi pensi a tua moglie e le tue figlie. Morendo lo debito non viene cancellato e in eredità idde viene lasciato. Ti minacciano continuamente e ti accorgi che ti sta sfasando pure la mente. Poi ti bruciano la macchina e la casa e non possere più niente. Ma hai la forza di continuare, perché solo denunciando si può ricominciare.